Ciao amici di Sicilian Food Shop! Il nostro tour enogastronomico alla ricerca dei veri sapori autentici e genuini della Sicilia ci porta oggi nel centro della Sicilia, a Poggioreale, precisamente nella contrada Mandra di Mezzo, dalla quale prende il nome l'omonimo storico caseificio. Si tratta di un caseificio artigianale a conduzione familiare che si tramanda da generazioni. Il caseificio ha il proprio allevamento di sole pecore di razza Valle del Belice alimentate al pascolo nelle colline adiacenti. Usano solo ed esclusivamente il loro latte per creare un formaggio unico nel suo genere. Il vero pecorino siciliano è la vastetta della Valle del Belice, prodotti con latte crudo, cioè non pastorizzato, appena munto, nel rispetto dell'antica tradizione che caratterizza i formaggi di questo caseificio. È un prodotto poco conosciuto sul mercato, ma che non ha rivali in termini di qualità e genuinità. Andiamo a conoscere il proprietario. Salve a tutti, mi chiamo Daniele e sto procedendo alla coagulazione del latte appena munto. Il latte deriva dal mio allevamento, dal mio proprio allevamento, e ho una lavorazione al latte crudo, cioè non pastorizzato, 100% artigianale praticamente. Abbiamo inserito il caglio di agnello naturale, lasciamo riposare per qualche mezz'oretta che praticamente si addensa e diventa come una sorta di budino, e poi in seguito si va a rompere questa cagliata con questo attrezzo e viene la tumma, fuori viene la tumma. Daniele, adesso cosa stai facendo? Stiamo mettendo la tumma nelle forme. Questa è la cagliata che abbiamo rotto poco fa e ora è diventata tumma questa, e la stiamo mettendo nelle forme. La formette, poi in seguito diventerà formaggio. Stiamo procedendo alla preparazione sempre della tumma, però nelle forme più grandi e con utilizzo di ingredienti come sto usando il peperoncino frantumato. Poi questo qua verrà in seguito quando diventerà formaggio e si taglierà tutto a fettine da 250-300 grammi circa, porzionato. Daniele, adesso cosa stai facendo? Stiamo facendo la tumma condita con le olive tagliate a rondelle di prima qualità, oliva nocellara del Belice, proprio nella nostra zona, nel nostro territorio. Bene, adesso ti invito all'assaggio. Seguimi nei video prodotti. Ciao e a presto!